tutti e benvenuti a questo primo webinar organizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto Icarus con il supporto tecnico di Spazio Wow che ci sta curando la regia. Vi do solo alcune informazioni tecniche, soprattutto in relazione al discorso dei crediti formativi. Ringrazio gli ordini professionali che hanno sostenuto l'iniziativa. Vi raccomando di... si sente poco? Vediamo se è meglio così. Vi raccomando di rimanere collegati all'interno della finestra con cui si è fatto il login, di aver inserito il nome e la mail uguali a quelle usate in sede di registrazione e infine, se qualcuno vuole rivolgere delle domande ai relatori, può farlo utilizzando il form attraverso il pulsante azzurro che vedete sopra il vostro schermo. Vi raccomando di rimanere fino alla fine proprio per poter accedere ai crediti, chiaramente chi ne ha bisogno, e direi che detto ciò possiamo sicuramente iniziare. Io lascerei subito la parola al direttore centrale della Direzione Infrastrutture e Territorio, dottor Marco Padrini. Grazie a tutti, vi ringrazio insomma della vostra partecipazione. Credo che questo sia un momento, diciamo, particolarmente rilevante per la direzione e spero anche per le prospettive future della Regione. Diciamo che il percorso che la Regione, attraverso la pubblicazione della legge 8 del 2018, ha iniziato sulla mobilità ciclistica, è un percorso che cerca di dare e di sistematizzare, diciamo così, un'attività di prospettiva sulla mobilità ciclistica sicuramente, diciamo così, ordinato e quantomeno regolato. Il piano regionale della mobilità ciclistica che i colleghi presenteranno a breve ha il fine di rendere e di appoggiare sul territorio tutta una serie di azioni che non sono solo quelle legate all'individuazione dei percorsi, ma soprattutto quelle legate alle azioni per rendere quei percorsi fruiti più che fruibili, ecco, decisamente importante e spero anche innovativa e che possa trovare, diciamo così, uno sviluppo, una modalità di incentivazione proprio attraverso progetti come quello Icarus, proprio perché sono progetti che non sono legati principalmente alla realizzazione di opere, ma sono progetti che stimolano azioni sul territorio. Io, diciamo così, siccome il mio era un saluto introduttivo, ringrazio tutti i relatori che cercheranno di contestualizzare il progetto e il piano regionale della mobilità ciclistica e auguro un buon lavoro e soprattutto mi auguro che questo webinar possa effettivamente sollecitare osservazioni, perché sono quelle poi che rendono e completano quelli che possono essere sicuramente i pensieri di chi sviluppa determinati progetti, ma che come sempre hanno visioni necessariamente parziali, perché poi sappiamo che la ricchezza viene proprio dal confronto. Quindi io vi ringrazio e lascerei la parola a Massimiliano Angelotti. Buongiorno a tutti, ringrazio il direttore, mi presento, sono Massimiliano Angelotti, lavoro per la Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio e faccio parte di un gruppo di lavoro che supporta la direzione nell'attuazione e nella presentazione di progetti cofinanziati da fondi europei, un gruppo di lavoro che è composto anche dalle colleghe Vivian Basso, Silvia Bianchetti, Irene Ciammeli e Roberta Maccari, che hanno tutte attivamente collaborato ai fini dell'organizzazione di questo seminario e degli altri due che seguiranno il giorno 30 settembre e 7 ottobre. Il mio compito è di introdurre brevemente il progetto Icarus, che fa da cornice a questo appuntamento e che è nell'ambito del quale
abbiamo attivato questa iniziativa. Spero che possiate vedere le mie slide. Ok. Ok, allora il progetto Icarus è un progetto cofinanziato all'interno del programma Interreg Italia-Croazia, un programma di cooperazione territoriale transfrontaliera. È un progetto che vede un partenariato composito che è rappresentato da partner di 4 regioni. Il capofila è la Fondazione Istituto Trasporti e Logistica, che ha sede a Bologna ed è da considerarsi il braccio operativo della regione Emilia-Romagna per tutti i progetti in materia di mobilità delle persone e delle merci. C'è l'Agenzia regionale delle attività produttive che rappresenta la regione Abruzzo, la nostra regione, la Venice International University, le ferrovie croate, Intermodal Transport Cluster, che è un ente per il sviluppo dell'intermodalità che ha sede a Fiume, a Rijeka, la regione Emilia-Romagna stessa, l'iniziativa centro-europea con cui collaboriamo in molti altri progetti, l'agenzia di sviluppo IDA che supporta la regione Istria, Croazia quindi, e la città metropolitana di Venezia. È un progetto che ha il budget che vedete qui indicato, nell'ambito del quale l'amministrazione regionale dispone di una discreto quantitativo di risorse europee per attuare una serie di attività che vi illustrerò con le successive slide. L'obiettivo generale del progetto, Icarus è l'acronimo del titolo che vedete qui in testa a questa slide, e ha lo scopo principale di contribuire a migliorare i collegamenti di trasporto intermodale nell'area transfrontaliera ai fini di offrire nuove soluzioni e nuove opzioni di mobilità sostenibile a beneficio della mobilità delle persone attraverso un focus variegato che concentra la propria attenzione sugli aspetti pianificatori, nella proposizione di soluzioni innovative di trasporto, nel tentativo di armonizzare anche gli orari in alcune aree di servizi di trasporto disponibili, ma in generale quindi di imprimere una svolta alla mobilità in quest'area, cercando di contribuire anche al cambiamento delle abitudini delle persone nella loro scelte di mobilità. E anche per questa ragione ha lo scopo di comprendere meglio le dinamiche che caratterizzano la mobilità delle persone in quest'area trasfrontaliera, capitalizzare le buone pratiche che sono emerse anche in precedenti progetti, e lo fa anche attraverso una serie di azioni che comprendono seminari formativi, eventi pubblici, incontri con i portatori di interesse, e di nuovo, come detto all'inizio, questo seminario si inserisce tra queste iniziative e attività che ovviamente avremmo voluto poter organizzare in presenza, ma che abbiamo in qualche modo dovuto organizzare in modalità online per le note ragioni del periodo che stiamo vivendo. Molti sono i servizi e le attività pilota in corso di realizzazione da parte dei partner progettuali in diverse aree, tutte di nuovo, come dicevo prima, finalizzate a migliorare la mobilità delle persone in quest'area. Allo stesso tempo, ciò che verrà prodotto all'interno del progetto si propone di contribuire anche allo sviluppo delle macro strategie regionali. Come sapete, la regione Friuli-Venezia Giulia è inserita nella macro strategia regionale della regione Adriatico-Ionica, EUSAIR è l'acronimo, così come è inserita anche nella macro regione alpina, EUSALP, mentre non è partner, ma ha il partenariato di Icarus, è rappresentato dai partner croati, che sono invece inseriti nella macro strategia regionale del Danubio, e che è la terza strategia, con la macro strategia a favore della quale Icarus intende proporre i propri contributi per lo sviluppo dei piani di azione che queste macro strategie regionali prevedono e stanno sviluppando negli anni. L'azione della Regione Friuli-Venezia Giulia, in particolare della Direzione Centrale Infrastrutture e Territori, è stata improntata nell'attivare 2 azioni pilota, in particolare
due concrete azioni pilota, evidenzierei, una delle quali è relativa a favorire l'intermodalità treno-bicicletta. In quale modo? D'intesa con Rete Ferroviaria Italiana stiamo realizzando, perché sono in fase di completamento, l'installazione di rampe lungo le scale che conducono ai sottopassi in 9 stazioni ferroviarie che si trovano lungo l'asse Udine-Tarvisio e che quindi sono a supporto anche dello sviluppo della ciclovia Alpe Adrie, ai fini proprio per rendere più agevole gli spostamenti con la bicicletta e bypassare il problema legato al trasporto della bicicletta lungo le scale che conducono i binari all'interno delle singole stazioni. E questo è stato fatto sia nella stazione di Udine che in altre 8 stazioni ferroviarie lungo la ciclovia Alpe Adrie. La seconda azione pilota, che è ancora in corso, è un servizio bicibus, un collegamento sperimentale tra Trieste e Parenzo. Lo scopo principale di questo collegamento intermodale è quello di collegare o dare la possibilità di collegare 2 tra i più noti itinerari ciclabili a carattere trasfrontaliero, direi quasi internazionale, quali la ciclovia Alpe Adria e la ciclovia Parenzana, e d'intesa con i portatori di interesse, in particolare con FIAB, abbiamo attivato questo servizio sperimentale che era previsto partire lo scorso anno, la scorsa primavera. Poi le note vicissitudini sanitarie, l'emergenza sanitaria ci hanno costretto a posticiparlo a quest'anno, e di fatto a partire dal 2 luglio è in servizio questo nuovo collegamento che prevede una corsa di andata e una corsa di ritorno a partire da Trieste per arrivare a Parenzo, con la possibilità appunto di viaggiare insieme alla bicicletta. È riservato proprio a coloro che si muovono insieme alla bicicletta e che vogliono quindi o rientrare da Parenzo o andare a Parenzo per percorrere la ciclovia parenzana, oppure per collegarsi alla ciclovia Alpe Adria partendo da Trieste, una volta arrivati a Trieste ovviamente. È un bicibus che ha la capienza di 40 persone e ha un carrello a portabiciclette che hanno una capienza di 40 biciclette, e il servizio è stato di recente esteso fino al 31 ottobre ed è disponibile in tutti i fine settimana, quindi a partire dal venerdì fino alla domenica. È un'iniziativa sperimentale a titolo gratuito, quindi gli utenti possono registrarsi attraverso il sito della ditta che è stata selezionata per lo svolgimento di questo servizio, che è la società d'Orlando, e sul sito web della società d'Orlando è possibile prenotare questo servizio registrandosi, e a partire anche dal mese di ottobre ci sarà la possibilità anche di disporre di una fermata intermedia nei pressi del confine con la Slovenia, ai fini anche di agevolare e di dare una risposta concreta anche alle richieste che abbiamo acquisito nel corso di questi primi mesi sperimentali di servizio, di avere una fermata intermedia che consenta anche di poter percorrere una parte di queste ciclovie in giornata e quindi rientrare a Trieste o a Parenzo dopo aver percorso un tratto in un senso o nell'altro, scendendo o salendo a metà strada rispetto al percorso tra Trieste e Parenzo. Questo è tutto da parte mia. Ai fini dell'introduzione generale del progetto Icarus, lascio quindi la parola ai colleghi ai fini delle prossime presentazioni. Grazie. Io vorrei chiederti una cosa prima di liberarti, se puoi. So che la Regione partecipa anche ad altri progetti europei sul tema dell'intermodalità, quindi ti chiederei se puoi spendere 2 parole anche sugli altri progetti che ci sono in corso. Certamente, grazie anche per l'opportunità. Icarus è uno dei progetti di cooperazione trasfrontaliera nei quali l'amministrazione regionale sta cercando di attivare o sperimentare delle azioni concrete, sempre a supporto dell'intermodalità e della mobilità sostenibile in termini generali. Abbiamo in particolare in corso adesso il progetto strategico Mimosa, sempre nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia, nell'ambito del quale abbiamo avviato la linea sperimentale marittima Lignano-Grado. Allo stesso tempo è ancora in corso
linea sperimentale che consente anche in questo caso il trasporto delle biciclette al seguito, e abbiamo ancora in corso anche il progetto strategico Crossmobi nell'ambito del programma Interreg Italia-Slovenia, all'interno del quale, come noto, abbiamo avviato il collegamento ferroviario Udine-Trieste-Lubiana, e anche in questo caso i treni garantiscono il trasporto anche delle biciclette, quindi di nuovo favorendo l'intermodalità sostenibile. E accanto a questi abbiamo poi altri due progetti, sono il progetto BikeNat e il progetto Emotion Way, che lavorano invece nell'ambito del programma Italia-Austria, che sono invece più incentrati sulla promozione della ciclabilità e degli itinerari ciclabili dell'area Italia-Austria, in particolare ovviamente della ciclovia Alpe Adria. Massimiliano Angelotti. Come avete capito, il tema di oggi su cui si incentra il webinar è l'intermodalità, che è l'ambito chiave su cui si sviluppa il progetto Icarus. Perché è importante il tema dell'intermodalità? Perché è difficile parlare di mobilità sostenibile se non si parla anche di intermodalità, sia per il supporto essenziale che l'intermodalità può dare al cicloturismo, sia per invece l'obiettivo generale di trasferire su mezzi sostenibili la mobilità quotidiana, quindi il cambiamento in qualche modo di abitudini, come aveva detto Massimiliano prima, dell'utenza a prediligere sistemi di spostamento più sostenibili. Stiamo parlando degli spostamenti a piedi, degli spostamenti in bicicletta, degli spostamenti con i mezzi pubblici, quindi treno, autobus e barca. È necessario che i servizi di intermodalità a supporto della mobilità sostenibile siano capillari, siano di qualità, perché altrimenti non si riesce a garantire quell'adeguato livello di servizio e di attrattività per far concorrenza all'utilizzo dei mezzi propri. Ecco perché parliamo di mobilità ciclistica, parliamo di intermodalità e parliamo soprattutto di piani della mobilità sostenibile. In particolare adesso ci occuperemo del piano regionale della mobilità ciclistica che la Regione ha preadottato qualche mese fa, su cui c'è un importante lavoro appunto da parte della Regione insieme a tutta una serie di partner, di soggetti e di stakeholders, e quindi passerei la parola all'architetto Carolina Borruso della direzione infrastruttura e territorio, che coordina proprio il lavoro del Premoci, il piano regionale della mobilità ciclistica. Grazie Fabio, buonasera a tutti, spero che mi sentiate. Per chi non mi conoscesse, io sono Carolina Borruso, sono un architetto e sono un funzionario della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio. Mi occupo di pianificazione della ciclabilità e per la Regione ho questo ruolo di coordinatore del gruppo di lavoro, di cui fanno parte i colleghi Walter Coletto, lo stesso Fabio Dandri, l'ingegnere Iliana Gobino, la collega, la dottoressa Sara Zanolla, l'ingegner Franco Bonu e il dottor Simone Stanic, e collabora con noi anche lo studio Stradivari Architetti Associati, e stasera sarà presente anche l'architetto Claudia Marcon che ci illustrerà poi un caso particolare e dei riferimenti al piano stesso. Oggetto dell'incontro di oggi, del primo di questi 3 seminari legati all'intermodalità, è appunto il piano regionale della mobilità ciclistica, appena adottato in via preliminare con delibera di giunta regionale del 7 maggio 2021 di quest'anno. Direi che nell'incontro di oggi faremo un breve excursus sui contenuti del piano, ma soprattutto ci soffermeremo sulle modalità in cui il piano tratta il tema dell'intermodalità. Il piano ha l'obiettivo di realizzare un sistema generale integrato della mobilità delle persone che sia sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, quindi accessibile a tutti.
e non saprei come fare, chiedo scusa, andare avanti le slide. Se mi aiutate magari dalla regia ad andare avanti con la slide. Come devo fare? Aspetta, prova. Chiedo scusa. Sì, non mi va avanti, non so perché. Forse proviamo così. Aspetta. Scusate, ma provo a ricaricarle. Scusate solo un attimo per il disguido, ma aspetta. Vediamo. Ecco. Ecco, ce l'ho fatta. Scusatemi ancora. Stavo dicendo appunto che il tema centrale del piano è l'intermodalità, ovvero la realizzazione di un sistema generale integrato della mobilità delle persone, sostenibile economicamente dal punto di vista sociale e ambientale, quindi accessibile a tutti. In questo momento l'amministrazione regionale intende realizzare nuovi scenari di sviluppo e di trasformazione per il territorio attraverso delle strategie integrate e il Premoci in qualche modo collabora con la propria strategia. All'interno infatti di tutta la documentazione del piano si parla di progetto di territorio, che consiste prima di tutto, quindi dal punto di vista dell'intermodalità, che è il tema centrale, nel miglioramento dei collegamenti intermodali passeggeri fino al raggiungimento dello scenario finale di realizzazione del piano, di completa attuazione del piano, che viene rappresentato e illustrato in quello che è stato denominato lo schema strategico di piano, in cui diciamo ci si auspica in modo molto ambizioso che si riesca a realizzare concretamente un nuovo stile di vita praticamente indipendente dall'automobile, in cui diciamo la ripartizione modale non sia come quella che attualmente diciamo vige completamente sbilanciata a favore dell'automobile, e questo lo sapete meglio di me che ha dei risvolti positivi importanti sulla salute dei cittadini, sull'ambiente, sulla qualità della vita e degli spazi in cui viviamo. È una visione naturalmente molto ambiziosa, che però noi riteniamo che possa essere attuata in tempi relativamente brevi, se passiamo dalle parole ai fatti e quindi riusciamo a dare concretezza alle differenti strategie pubbliche che ci siamo prefissi dietro gli obiettivi di piano, e quindi anche ad abilitare dei processi che argomentiamo con delle azioni, come ha detto il nostro direttore prima. Quindi diciamo che, scusate, torno un passo indietro, la Regione promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e anche la realizzazione del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale. Il primo obiettivo all'interno del piano viene identificato come un obiettivo di carattere funzionale sinergico. Più riusciamo ad innalzare la quota di spostamenti e trasferirli dal mezzo privato alla bicicletta, più saremo in grado di valorizzare il territorio, ma anche il paesaggio che ci circonda, e quindi in qualche modo di diciamo divenire un supporto alla trasformazione e alla valorizzazione dello stesso. Se pensiamo un'architettura di qualità, una ciclovia di qualità che attraversa il territorio e quindi si inserisce in maniera armoniosa all'interno del paesaggio e che è parte, per esempio, di un tracciato di livello nazionale o addirittura europeo, diventa un volano per il territorio, diventa un elemento attrattore per i turisti, ma diventa anche
può determinare anche un'importante influenza socio-economica di contesto, perché attira a sé sviluppo, quindi in qualche modo mercato del lavoro. L'amministrazione regionale e noi in particolare attraverso il gruppo di lavoro, attraverso il Premoci, intende sviluppare questo obiettivo in un'azione sinergica tra azioni ed interventi, quindi una diffusione della nuova cultura della mobilità attraverso azioni mirate alle scuole, alle associazioni e agli enti, una maggiore partecipazione ai progetti europei, e per questo ringrazio il collega di questa collaborazione che speriamo continui a dare, diciamo, proficui frutti, e partecipazione a bandi per contributi e al contempo iniziare a realizzare il supporto fisico, ovvero appunto diciamo, le infrastrutture ciclabili, ma anche a recuperare territorio, quindi diciamo un minore uso del suolo e un riutilizzo non solo degli immobili dismessi, ma anche per esempio di elementi lineari come le ferrovie dismesse, azioni di moderazione del traffico e messa in sicurezza soprattutto delle intersezioni o dei nodi tra gli elementi. Il secondo obiettivo, abbiamo detto, è quello di promuovere la realizzazione del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio regionale. È un obiettivo sistemico, complesso, perché è il cuore del concetto di intermodalità all'interno del Premoci, è l'integrazione tra la rete ciclabile e le reti di trasporto pubblico regionale su gomma, ferroviarie e marittime per il reciproco efficientamento e potenziamento. Questa sinergia ha una valenza particolare perché è data dalla relazione strutturale tra la fruizione del territorio e le infrastrutture di trasporto. Cioè, queste ultime determinano le modalità di organizzazione delle attività che svolgo sul territorio. Lo schema strategico di piano, in questo senso, quando noi abbiamo messo in rapporto appunto il territorio con le reti infrastrutturali presenti e la nostra idea di rete ciclabile diffusa all'interno del territorio regionale, ha fatto emergere 3 tipi di polarità importanti: i centri urbani, che naturalmente sono una concentrazione di persone e funzioni e quindi sono i primi vocati alla come si dice, i primi vocati alla ripartizione modale e a una trasformazione territoriale, ma anche delle nuove polarità e soprattutto delle zone, degli ambiti territoriali dove la distribuzione del costruito, ma soprattutto una sovrabbondanza di reti, consentirebbero da subito di attuare una ripartizione modale a favore dell'intermodalità del trasporto pubblico con la bicicletta. Pertanto, diciamo che da questo punto di vista, quindi da un punto di vista pianificatorio, il Premoci ha recepito i contenuti del piano regionale del trasporto pubblico locale integrandolo, ma soprattutto identificando degli ambiti dove diciamo individuare differenti modalità di ripartizione modale associata quindi a tipologie spaziali, potrebbe contribuire addirittura a una revisione del piano dei trasporti. La regione quindi l'amministrazione regionale per attuare questo programma complesso e ambizioso si è già dotata di alcuni strumenti che sono le leggi a cui io oggi accennerò, il corpus legislativo sulla ciclabilità a cui io oggi accennerò, poi ne parlerà il collega Walter Coletto. Prima di tutto appunto la legge regionale sulla ciclabilità sicura e diffusa, la cui entrata in vigore a seguito di circa un mese quella della legge nazionale, che ad oggi è stata già emendata semplicemente per diciamo problematiche legate alle nuove disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità,
da parte degli enti intermedi, ovvero diciamo degli enti di decentramento regionale che vanno a sostituire le unioni territoriali intercomunali, il regolamento di attuazione della legge stessa e ancora la modifica e l'integrazione alla legge regionale 23 del 2007, appunto recante l'attuazione del decreto legislativo in materia di trasporto pubblico regionale, per la quale il Premoci viene inserito nel sistema regionale della mobilità delle persone come uno dei principali strumenti per il conseguimento degli obiettivi generali delle politiche per i trasporti. Queste leggi e la legge, in particolare la legge regionale 8/2018 e il suo regolamento, diciamo che sono gli strumenti operativi concreti per definire modalità e caratteristiche dei finanziamenti, delle azioni e degli interventi di cui parlavamo prima. Le linee guida Biciplan, documento approvato con decreto del direttore del 2019, sono invece, le linee guida sono contenute in un documento che è un documento a tutto tondo, in grado di fornire indicazioni sia per una corretta progettazione degli interventi, linee guida coerenti con la normativa vigente nell'ambito della progettazione, insomma, degli itinerari ciclabili delle varie tipologie, ma danno anche delle indicazioni sulle logiche di redazione dei piani di livello comunale, cioè dei Biciplan. E infine, appunto, il piano regionale della mobilità ciclistica, che è stato adottato in via preliminare, appunto, come diceva il direttore, a maggio di quest'anno, e per il quale siamo già diciamo in fase di modifica, recependo le osservazioni dei soggetti competenti in materia ambientale e i contributi alla pianificazione che sono pervenuti alla nostra direzione, che confidiamo insomma di adottare in via definitiva a breve. Ad ogni modo diciamo che questo piano regionale supera diciamo tutta la strumentazione, tutti gli atti amministrativi precedenti con i suoi contenuti, di fatto supera le delibere di giunta regionale, quindi che in qualche modo avevano negli anni individuato la rete delle ciclovie di interesse regionale dal 2007 al 2015 e gli strumenti di programmazione a varie scale che negli anni appunto avevano programmato la progettazione e le priorità di realizzazione di queste ciclovie. Brevissimamente, la legge nazionale appunto come vedete è entrata in vigore l'11 gennaio 2018 e quella regionale il 23 febbraio. Parole chiave della legge nazionale sono rete cicloviaria e pianificazione. Questo vuol dire che la rete cicloviaria è una rete infrastrutturale di trasporto di pari grado delle altre reti, quindi anche di quella stradale. Di conseguenza, quest'ultima funzione ha un significato fondamentale perché cambia il punto di vista, ovvero antepone alla progettazione degli itinerari ciclabili l'azione di pianificazione. Ecco che quindi entra il concetto di pianificazione associato al tema della ciclabilità, una pianificazione che già dal livello ministeriale viene concepita come una pianificazione a cascata, un piano generale della mobilità ciclistica a livello italiano che schematizza le grandi direttrici in un grafo archi e nodi e che demanda alle regioni il compito di sviluppare diciamo, il proprio grafo, il proprio sistema ciclabile all'interno di questo schema complessivo, in modo da ottenere poi un sistema coerente o comunque pianificato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Nella stessa linea in cui è stato concepito il Premoci come piano regionale di settore dei trasporti, così anche gli altri piani regionali, ma soprattutto il piano nazionale, devono essere coerenti con i rispettivi piani dei trasporti. La legge regionale recepisce naturalmente queste indicazioni. Ecco, questa
è diciamo la rappresentazione della delibera di giunta che come ultima diciamo individuava la rete delle ciclovie. Come potete vedere dalla legenda si parlava di realizzazione, di costruzione, di finanziamento, ma mai di pianificazione, ma che sicuramente diciamo è stata che è figlia, scusate, della legge 14 a livello regionale, della legge 14 del 93. Possiamo dire che di fatto la legge e queste delibere poi hanno costituito per oltre un decennio il quadro di riferimento per programmare e finanziare e quindi realizzare le dotazioni infrastrutturali di cui insomma oggi il territorio regionale si può vantare, come per esempio la ciclovia Alpe Adria pluripremiata, ciclovia di livello nazionale ed europeo, pluripremiata sia a livello nazionale che appunto internazionale. Questa era diciamo lo schema delle ciclovie che la legge 14 del 93, le successive delibere avrebbero finanziato e poi realizzato. Con delibera di giunta regionale appunto di adozione preliminare del Premoci si supera questo concetto abbracciando un concetto di di rete formata da reti. Quindi il sistema della ciclabilità diffusa è la somma delle reti ciclabili sul territorio regionale con le reti del trasporto pubblico. Trattandosi di diciamo reti cicloviarie, quindi di pari grado alle altre reti, si è scelto di diciamo ragionare secondo la classificazione funzionale delle strade e quindi all'interno della rete ciclabile complessiva abbiamo la RECIR, cioè la rete delle ciclovie di interesse regionale che costituisce l'ossatura portante e sono gli itinerari ciclabili di prioritario interesse regionale che collegano appunto i centri di maggiore interesse tra loro e con le reti ciclabili dei territori confinanti. Le reti sovracomunali, che ad oggi sono competenza dell'EDR e che costituiscono ed è costituita questa rete, scusate, dall'insieme degli itinerari che collegano la RECIR a livello comunale e poi la rete dei tracciati comunali che è costituita appunto dagli itinerari ciclabili di collegamento origine e destinazione all'interno dei territori comunali. L'insieme di queste reti diciamo connessa al sistema delle reti di trasporto pubblico di qualunque tipologia e di qualunque ambito costituisce quindi all'interno del Premoci il sistema della ciclabilità diffusa. Ecco quindi questo è lo schema strategico di piano che rappresenta questa volontà di mantenere connesse le reti tra di loro. È chiaro che a livello regionale la rete delle ciclovie di interesse regionale, appunto, scusate, è collegata al sistema del trasporto pubblico locale attraverso i centri intermodali regionali, quindi l'importanza, quindi l'azione diretta nella riqualificazione di questi centri intermodali dove è necessario e degli spazi ad essi adiacenti per una maggiore fruizione da parte degli utenti ciclisti. Come vedete, questa intermodalità che permea tutto il piano non è spalmata omogeneamente allo stesso modo su tutto il territorio, ma ha una diciamo una vera e propria e territorialmente mirata, ecco, perché se vedete nell'area montana, che poi è diciamo quasi la zona prevalente della regione montana e carsica, l'intermodalità viene concepita solo come potenziamento delle reti del trasporto pubblico, nei casi in cui è ferroviario, ma soprattutto su gomma. Lo stesso avviene nell'area costiera come trasporto marittimo, quindi trasporto di bici su mezzo, mentre nell'area della pianura si tratta di un altro tipo di intermodalità. Si può parlare di quello che adesso va un po' di moda a citare, è la città del quarto d'ora,
o comunque la possibilità di far prevalere il mezzo bicicletta sugli altri mezzi di trasporto e quindi diciamo incominciare a pensare a trasferimenti su bicicletta casa lavoro, sulle azioni casa lavoro e sui diciamo spostamenti di breve raggio. Andiamo alla RECIR. Come è costituita la RECIR secondo il piano regionale della mobilità ciclistica? Sono 10 ciclovie in cui ne abbiamo 6/7, stiamo rivedendo, di primo livello e altre 3-4 di secondo livello. Non si tratta assolutamente di una, diciamo, non sono classificazioni di merito, è semplicemente il fatto, come vedete dalla definizione stessa, che abbiamo degli itinerari che attraversano tutto il territorio regionale da nord a sud, o da est a ovest, scusate, che si collegano con le reti dei territori confinanti, i cui tracciati sono in coerenza con i tracciati della rete ciclabile nazionale Bicitalia, quindi rispondono al piano nazionale secondo quella schematizzazione di nodi e archi. Alcune fanno parte, diciamo, del livello qualitativamente superiore, cioè quello del Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche, come ad esempio quella azzurra in basso, che è parte della ciclovia Trieste-Lignano-Sabbiadoro-Venezia, quella che viene chiamata Trilive, che poi il cui proseguimento da Venezia fino al Gargano, fino al Puglia, sarà la ciclovia adriatica. E tornabomba che sono collegate quindi ai centri di interscambio modale regionale e soprattutto alle aree industriali di interesse regionale, con lo scopo appunto di favorire il trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari di raggio contenuto. Di questo argomento ne parleremo però più approfonditamente nel prossimo seminario. Il secondo livello invece sono, diciamo, dei nodi di raccordo, più che nodi, insomma degli itinerari di raccordo tra appunto le ciclovie di primo livello, altrettanto quindi importanti per mantenere la continuità della rete, la continuità nei tracciati. Sono ciclovie che attraversano solo parti del territorio regionale e che sono legate a tematismi particolari e hanno anche dei nomi particolari legati ad argomenti di natura territoriale o paesaggistica. Ancora, anche ogni ciclovia è un sistema all'interno della rete, proprio per garantire questo innervamento massimo all'interno del territorio regionale. Quindi il sistema ciclovia, la singola ciclovia, che nell'immagine più a sinistra, quella in nero, la vedete rappresentata come era stata concepita inizialmente dalle delibere di giunta regionale fino al 2015, quindi dalla legge 14 del 93, oggi appunto in azzurro, in verdino, diventa un nuovo sistema che è formata da un itinerario principale, il quale avrà determinate caratteristiche così come definite dalle norme di attuazione del piano, e una serie possibile di itinerari secondari definiti e caratterizzati, cioè ci potranno essere delle varianti, cioè ovvero itinerari alternativi al principale, come quello che vedete per esempio da Tarvisio a Chiusaforte, che iniziano e terminano sull'itinerario principale, ma che sono alternativi allo stesso. Le diramazioni che si dipartono dall'itinerario principale per diciamo collegarsi ad altre località oppure ai centri intermodali, e i collegamenti che qui non vediamo, però sono degli itinerari brevi che consentono la continuità all'interno della rete e quindi la connessione tra 2 o più ciclovie. Per valorizzare il sistema anche da un punto di vista turistico e quindi diciamo per renderlo più attrattivo, affinché diventi anche, scusate, volano per il territorio, sono stati evidenziati i capisaldi della ciclovia, cioè diciamo i punti di inizio e di fine dell'itinerario principale,
ed sono state introdotte le porte di accesso, ovvero dei luoghi dove è possibile fermarsi e dove è possibile, diciamo, avere delle informazioni riguardanti la rete nella sua interezza, non solo la ciclovia. Sono state, diciamo, le porte di accesso sono state concepite dal piano in prossimità appunto dei centri intermodali regionali, dei capisaldi e dei siti UNESCO. Per concludere, quindi vi faccio vedere quella che è invece la proposta di piano, ovvero diciamo una scala al 50.000, nella quale questo innervamento della rete diventa più chiaro, più esplicito, e non solo l'innervamento all'interno del territorio, ma anche diciamo il suo collegamento con le reti di trasporto pubblico. Direi che l'auspicato aumento di ciclisti, diciamo nella fase in cui la circolazione delle persone, soprattutto nelle strade, deve essere più che mai pianificata, potrebbe anche avere un aspetto critico, se vogliamo, no? Quello di diciamo accrescere il rischio di incidente se contestualmente non si lavora anche sulla consapevolezza e la percezione del rischio di tutti gli utenti della strada. Quindi diciamo diventa particolarmente importante che il Premoci fornisca anche criteri indirizzi alla pianificazione locale in tal senso, no? Invitando diciamo a lavorare sia sul contesto ambientale ma anche su quello fisico, no? Sia sul piano della sensibilizzazione che dell'acculturazione. A questo livello di piano, a questo livello di proposta di piano, il Premoci dà anche suggerimenti per diciamo la scala di pianificazione comunale, cioè proprio per i biciplan. Il piano si attua con 2 modalità: si attua in modalità diretta per quanto riguarda le adesso concludo, per quanto riguarda diciamo la realizzazione della RECIR e le azioni dirette della regione, in modalità indiretta attraverso i biciplan. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la pazienza, perché so che sono argomenti insomma un po' complessi e sono qui per qualsiasi domanda. Grazie ancora. Grazie Carolina Boruso. Chiedo io una cosa prima di passare al prossimo relatore. Stiamo vivendo un periodo in cui troviamo una nuova dimensione nella pianificazione legata a questi piani legati alla mobilità ciclistica sia regionale sia legata alle reti locali, comunali, sovracomunali. Per cui io se potesse tornare un attimo l'architetto Boruso, le chiederei come si rapportano questi nuovi piani con la pianificazione, diciamo così, più tradizionale, passatemi il termine, cioè i piani del traffico o i piani regolatori generali comunali. Sì, ecco, allora diciamo che è una domanda, ti ringrazio Fabio, importantissima, penso per tutti gli uditori, soprattutto non solo per i professionisti che redigono questi piani, ma anche diciamo per coloro che lavorano nelle amministrazioni, per capire l'iter procedurale, come questi piani, diciamo tra virgolette, si incastrino nella pianificazione di livello comunale. Allora, relativamente ai piani, diciamo, ai piani del traffico e ai piani della mobilità sostenibile, i PUMS, per i comuni che redigono i PUMS o per, diciamo, l'insieme di comuni, penso anche al mandamento del Monfalconese, il Biciplan è parte integrante di questi piani. Quindi diciamo rientra tra gli elaborati, no? Ed è tra gli argomenti di questi piani. Ricordo però, ma questo sarà un argomento che poi vi illustrerà il mio collega Walter Coletto, il regolamento di attuazione della legge finanzia la redazione di nuovi biciplan.
In questi casi particolari diciamo che il Biciplan deve prendere una strada a sé in termini di atti amministrativi, cioè deve essere approvato, adottato o approvato, insomma, secondo del regolamento comunale, a sé stante rispetto all'altro, cioè rispetto al PUMS o al piano del traffico. Questo perché diciamo il Biciplan apre la strada a una programmazione concertata tra l'amministrazione comunale e la regione per la realizzazione di una serie di interventi e di azioni programmate dallo stesso, cioè dal Biciplan stesso. E quindi diciamo che rispetto ai contenuti generali del PUMS, da questo punto di vista, cioè dal punto di vista dei finanziamenti, prende una strada a sé stante. Per quanto riguarda l'aspetto del piano conformativo della proprietà, ricordo che tra gli obiettivi proprio del Premoci c'è quello di far lavorare in maniera sinergica il Biciplan con il piano regolatore. Il Biciplan potrebbe anche costituire variante al piano regolatore se da un punto di vista normativo introduce degli elementi di novità, ne abbiamo pensati alcuni e stiamo lavorando proprio con il servizio di pianificazione per valutare la possibilità che questo avvenga. Potrebbe avvenire anche da un punto di vista zonativo, perché magari c'è intenzione di realizzare una pista ciclabile dove questa destinazione d'uso non è prevista. Ad ogni modo, diciamo, abbiamo pensato che il Biciplan potesse essere uno strumento attraverso il quale riorganizzare quei pezzi di ciclabilità sparsi sul territorio, che magari sono semplicemente opere di urbanizzazione primaria dovute alla realizzazione di nuovi interventi in zone residenziali e adesso ultimamente soprattutto commerciali, che si trovano distribuiti, che hanno un inizio e una fine relativamente al lotto di partenza, ma poi non danno continuità e non danno sicurezza sul territorio. Ecco, questo è uno dei temi che diciamo stiamo affrontando per cercare di legare il più possibile il piano regolatore al Biciplan. Grazie. Grazie Prego. all'architetto Boruso. Abbiamo ancora una domanda, ma la rimandiamo al dibattito finale perché del Melinda Master Plan parlerà l'architetto Marcon alla fine del webinar. Invece nel frattempo passo la parola al geometra Walter Coletto, sempre della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, che entrerà un po' più nel dettaglio delle azioni e delle linee guida per i Biciplan. Beh, innanzitutto buonasera a tutti, quelli che ci sono. A me tocca il compito, diciamo, di analizzare uno strumento che sono le linee guida per la realizzazione dei Biciplan, che abbiamo avuto la necessità di costruire, di mettere insieme, perché praticamente avevamo un problema vero. Se possono partire la presentazione, si può partire la presentazione? Grazie. Avevamo un problema vero. Praticamente, come vedete qui, l'accelerazione normativa per quanto concerne gli aspetti, diciamo, della ciclabilità, che nel giro di pochi anni, si era fermata al 99, ma poi nel 2018 due leggi, una dietro l'altra, quella nazionale e quella regionale, hanno dato una spinta molto forte, diciamo, all'attività in questo campo. Non che negli anni passati, anche con la 14, la Regione Friuli-Venezia Giulia non abbia prodotto qualcosa. Però sicuramente questa cosa qui, diciamo, questa accelerazione normativa, ma soprattutto la qualità di queste norme che sono state, diciamo, redatte, ha fatto sì che cominciasse a essere necessario, in tempi brevi, produrre qualcosa che fosse un elemento regolativo, uno strumento regolativo, uno strumento che riuscisse a dare, diciamo, un quadro complessivo al territorio. E questo lo ha illustrato precedentemente la mia collega Borruso, è il Premoci, il piano per il piano regionale della ciclabilità. Però nello stesso tempo noi cominciavamo ad avere la necessità di gestire anche
il territorio, cioè i comuni, che cominciavano ad avere anche loro, vista la legge 2, vista la legge 8 e anche tante altre cose che ci erano messe in piedi, i progetti europei, avevano necessità praticamente, c'è stata la necessità praticamente di costruire un aiuto, uno strumento che servisse per supportare i comuni nella costruzione dei loro strumenti e che fosse nello stesso tempo uno strumento che avesse la possibilità di veicolare verso il territorio, verso gli enti, quanto diciamo, è emerso dalle leggi, dalle leggi nazionali e regionali che sono state messe in cantiere, cioè sono state realizzate, chiedo scusa, il cantiere, è passato un pezzo. Tra l'altro, se guardiamo questo piccolissimo aspetto della legge nazionale, cioè più che altro di questo, praticamente questo indirizzo del Ministero, vediamo che già anche rispetto al decreto, diciamo, 557, quello di costruzione sostanzialmente delle ciclabili, quello che era la Bibbia della progettazione della ciclabilità, cambiavano anche certe cose, non indifferenti. Qui ho portato questo esempio solo per farvi vedere come cambiava, per esempio, come è cambiata la dimensione delle piste ciclabili. Cioè, oggi si va verso piste di livello nazionale e anche di livello regionale che abbiano come dimensione dai 3 ai 3,50 m di sezione sostanzialmente. Quindi sta cambiando proprio anche in termini proprio fisici il modo di fare pista ciclabile, di fare itinerari ciclabili nel territorio e da parte delle amministrazioni. Questa necessità, diciamo, questa cosa, tutta questa serie di elementi ci ha fatto pensare a costruire, cioè a mettere in piedi praticamente delle linee guida che avessero lo scopo di supportare le amministrazioni nella redazione dei piani comunali e che fossero quanto più possibili coerenti, che avessero, diciamo, quanto più possibile un livello di coerenza con quello che era il piano che stavamo realizzando, che era quello regionale. Cioè stavamo viaggiando in parallelo su due livelli diversi. Quindi era una cosa molto, cioè non era una cosa facile da fare, abbiamo provato a trovare questa soluzione, ma per il momento sembrerebbe che la cosa abbia dato degli esiti positivi. Comunque, una piccola premessa. Si parla di ciclabilità, si parla di intermodalità, si parla di questi argomenti perché di fatto oggi praticamente la ciclabilità è uno strumento che, come ormai è accettato da tutti, ha delle potenzialità, soprattutto per le sue caratteristiche, decisamente notevoli, nel senso che consente sostanzialmente di realizzare, diciamo non di realizzare, diciamo di assolvere alle necessità, diciamo, di costruire mobilità sostenibile e a costi sostenibili, soprattutto. Per cui poter produrre sostanzialmente nuovi modelli di viabilità all'interno dei centri abitati, ma anche all'esterno, con livelli, diciamo, di qualità per l'utenza alti e con costi accettabili, diventa una cosa che stimola, diciamo, la capacità di progettazione, ma anche l'idea degli amministratori di cominciare a pensare a un modo diverso di fare le cose. E quindi la ciclabilità all'interno, diciamo, del panorama della progettazione diventa uno strumento decisamente importante per quel cambiamento complessivo di mentalità e di attività di cui noi abbiamo bisogno, perché vista la situazione che stiamo vivendo, e non solo quella del Covid, ma anche quella dei cambiamenti climatici, abbiamo bisogno di cominciare a ragionare in termini diversi, sia in termini, diciamo, progettuali, ma anche di produzione di salute per la collettività. Un particolare importante rispetto alle linee guida è che le nostre linee guida non sono l'ennesimo, diciamo,
manuali di progettazione, non vogliono essere l'ennesimo manuale di progettazione, anche se all'interno delle linee guida troveremo tante informazioni di tipo progettuale e anche organizzativo. Ma l'obiettivo era quello di cercare di costruire uno strumento in cui uno trovasse anche proprio quegli stimoli a un modo nuovo di guardare al territorio, di guardare alle problematiche, diciamo, della mobilità, trovasse qui, insomma, praticamente anche quelle informazioni che gli potessero essere utili per poter, diciamo, poi giustificare anche certi strumenti. Infatti, il documento è stato costruito in questo senso. Allora, parliamo più, diciamo, concretamente delle linee guida. Io non vi farò tutta la storia delle linee guida, perché è un discorso piuttosto lungo e complesso, però vi do degli spunti per farvi capire cosa trovate all'interno di queste linee guida, che diciamo, è uno strumento abbastanza completo e molto interessante, e ha, diciamo, dei contenuti che andrebbero sviluppati, ci vorrebbe molto di più dei 20 minuti dedicati questa sera. Allora, innanzitutto, pianificare la mobilità ciclabile e ciclistica è uno dei capitoli delle nostre linee guida. Troviamo dentro la normativa di settore, rapporti tra biciplan e strumenti di pianificazione, quelli a domanda che è stata fatta prima alla collega Borruso, trovate qui una sintesi di questi ragionamenti, e progettare un biciplan, non solo piste ciclabili. Fare il biciplan, progettare il biciplan non è diciamo, un elenco di progetti di piste ciclabili. È uno strumento di pianificazione, è uno strumento di coordinamento di politiche e azioni sul territorio per arrivare a un modello di mobilità che sia il più sostenibile possibile. Poi abbiamo tutto il discorso della progettare la mobilità ciclistica, i criteri progettuali, standard, gli interventi di preferenziazione, le strade amiche delle biciclette, cioè ci sono tutta una serie di stimoli e di capitoli dove all'interno trovate informazioni legate praticamente a questi argomenti, e che servono praticamente a darvi delle idee su come agire in funzione di queste varie tipologie di argomenti. Poi siamo arrivati, diciamo, abbiamo voluto costruire anche lo strumento in funzione del fatto che questo strumento andrà in mano praticamente a enti di dimensioni diverse, piccoli o grandi, e quindi, siccome il biciplan non è uno strumento, diciamo, molto usato, o meglio, fino ad oggi non era molto usato all'interno dei nostri territori, nell'area friulana, che sappia io, mi pare che ce n'erano due, realizzati, 2 o 3, non di più. Abbiamo chiesto al redattore di questo elaborato che producesse anche delle ipotesi di lavoro, degli strumenti, come si può dire, degli esempi di piani che servono praticamente a aiutare le amministrazioni nella produzione di questo documento. È chiaro che, insomma, chi è un po' avveduto avrà anche capito che se dai un'idea di come deve essere fatto il piano, più o meno indirizzi anche la pianificazione in una direzione che è una direzione coerente con quella che è la tua idea. Quindi questo ha anche il significato di dare, diciamo, uno strumento in mano alle amministrazioni comunali per produrre qualcosa di coerente con quello che stavamo facendo noi a livello regionale. Quindi poi il biciplan nei centri urbani di medie grandezze, come dicevo prima, appunto è stato utilizzato il tema dei più piccoli e dei più grandi, e poi i sistemi di monitoraggio, perché comunque un elemento importante nella pianificazione, soprattutto nella pianificazione di tipo ciclabile o comunque della mobilità in generale, è il monitoraggio poi anche delle situazioni che si vengono a creare a seguito degli interventi che seguiranno la pianificazione, e che sarà interessante verificare l'efficacia o meno di questi strumenti. Quindi il monitoraggio non è un vezzo,
è una necessità vera, reale, per capire poi l'efficacia di quello che si è pensato, su cui si è ragionato. Ci sono poi una serie di allegati sul discorso della segnaletica dei percorsi ciclabili, ma questa è anche, poi c'è anche uno strumento, una parte del Premoci ha proprio una parte, diciamo, proprio legata alla segnaletica, quindi va a supportare questo elemento qui, e poi tutta una serie di ragionamenti e di stimoli e di flash sulle nuove modalità di mobilità. Quindi tutte quelle cose che magari si sentono nominare, non so, le cargo bike per esempio, o le e-bike, il bike sharing, le modalità di sosta e ricovero, che sembra una cosa banale, ma per esempio molti non usano la bicicletta perché hanno paura che gli venga rubata quando poi la lasciano in stazione o la lasciano alla fermata dell'autobus o via così. Quindi sono informazioni importanti per capire anche come altrove si sono risolti questi problemi, per arrivare ovviamente al cicloturismo e alla bicicletta sportiva, cioè all'utilizzo della bicicletta a livello sportivo, che ha ovviamente una sua casistica molto particolare. Allora, alcune informazioni estrapolate dalle linee guida per darvi un'idea di cosa troverete qua dentro, no? Perché lascio la lettura vera e concreta dello strumento, poi criteri fondamentali da adottare per la progettazione delle ciclovie. Allora, abbiamo l'attrattività, la riconoscibilità, la continuità e la brevità. Quando si parla di attrattività, per esempio, ho voluto proprio prendere questi 4 elementi perché attrattività uno pensa alla bellezza, cioè al fatto che uno vada perché è piacevole, perché è bella. In questo caso invece l'attrattività viene declinata nel senso della capacità di saper diciamo, soddisfare le necessità di chi ha la necessità di andare in certi posti. Quindi un tracciato cicloviario all'interno di centro abitato o all'interno o tra frazioni deve essere fatto in modo da saper favorire l'utilizzo della bicicletta per andare in posta, per andare in biblioteca, per andare in municipio. Quindi deve riuscire a soddisfare la necessità di cogliere tutti questi luoghi, di saper connettere tutti questi luoghi nella maniera migliore e più anche confortevole. Infatti la continuità è un elemento, cioè inteso nel senso anche di confortevolezza del tracciato, cioè non è soltanto il fatto che ci sia un nastro continuo che si muove nel territorio, ma anche, diciamo, un garantire un'omogeneità del percorso praticamente che stiamo percorrendo. Poi ovviamente la riconoscibilità, perché un problema grossissimo che c'è, in particolar modo nel cicloturismo, ma non solo, è quello che molto spesso la gente si perde. E perdersi per una ciclabile è un problema grosso, cioè si perde nel senso che all'incrocio non trova segnale o non riesce a leggerlo e quindi va per un'altra direzione. Riconoscere un tracciato invece è fondamentale, perché in bicicletta se si perde la strada si perde anche tempo e si fa fatica, non è come con la macchina che poi torni indietro e recuperi. La bicicletta ha bisogno di una continuità vera e di una riconoscibilità vera dei tracciati. La brevità poi mi pare che sia una cosa scontata. È chiaro che se noi facciamo 3-4 km in più con la macchina perderemo qualche minuto, con la bicicletta invece la cosa diventa più seria. Quindi è chiaro che l'itinerario deve essere possibilmente il più breve e il più garantito. E quindi è fondamentale anche, diciamo, dare una priorità, diciamo, negli spostamenti a questi tracciati piuttosto che ad altri. Poi l'incidentalità, anche questo è un elemento che viene trattato all'interno delle linee guida. Vi porto questo esempio che sembra piccolo, ma ha una sua diciamo, ha un suo valore. È uno studio svizzero che ha dimostrato sostanzialmente la pericolosità dell'utilizzo della bicicletta in certi tracciati e con certe modalità. Per esempio, all'interno del centro abitato, la pista ciclabile, come quella che vedete in figura, a doppio senso sul lato della strada,
è molto più pericolosa che lasciare il ciclista diciamo, in fascia, diciamo, sulla banchina, come nel caso dell'esempio, perché lo rende, sulla banchina lo rende più visibile all'autista della macchina, mentre invece, per darvi un'idea, ecco, questo che arriva contromano rispetto al senso di marcia della macchina, vedete i numeri che vedete scritti lì sono i numeri, diciamo, di percentuale di rischio. Passiamo da un 1% nella fascia stradale, cioè un ciclista che corre in fascia stradale, per arrivare all'11% di un ciclista che corre su una bidirezionale, contrario rispetto al senso di marcia. Cioè, i numeri sono piuttosto grossi e fanno capire che anche fare ciclabilità e quindi tener conto della sicurezza delle persone che utilizzano poi la bicicletta all'interno del centro abitato, ma anche all'esterno, è una cosa che non è banale. Cioè bisogna superare questo concetto del coso. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di informazioni generali, come vi ho detto ci sono degli esempi che sono stati fatti, è stato usato l'area di Basiliano come elemento, diciamo, di esempio, e troverete anche tutta una serie di informazioni su come gestire praticamente i limiti di velocità lungo i centri abitati. Sono tutte ipotesi e ragionamenti che vengono sviluppati poi completamente. E ci sono anche delle schede per praticamente fornire degli esempi che sono testati, nel senso che assieme a queste schede troverete anche tutte le circolari ministeriali e leggi normative che consentono l'utilizzo di questo tipo di modalità sì, all'interno del centro abitato. Poi troverete alcune buone pratiche, ma adesso non sto a elencarvele tutte, cioè vi faccio solo dei flash giusto per darvi un'idea di quello che potete trovare all'interno di questo strumento, che è molto molto complesso, e anche tutta una serie di esempi di urbanistica tattica, cioè sviluppata assieme alla popolazione e alla gente, di soluzioni virtuose realizzate in varie parti d'Italia, anche all'estero. Poi abbiamo tutta una parte relativa agli incentivi. Il decreto di cui parlava prima anche la collega, praticamente è quello, insomma, che finanzia sostanzialmente tutto quello che può essere realizzato ai sensi della legge 8 regionale. È un decreto piuttosto sintetico. Quello che diciamo è importante che vorrei, diciamo, che passasse stasera è praticamente il fatto che ci sono tutta una serie di interventi ammissibili, che sono interventi, sostanzialmente azioni e interventi, cioè ci sono azioni e interventi che fanno parte, diciamo, di questo, che vengono finanziati con questo decreto. Vi li trovate elencati qui molto bene nell'articolo 10. E nel frattempo, mentre che il Biciplan, cioè il Premoci è in corso di approvazione, cioè fino a che non sarà approvato il vostro Biciplan e di conseguenza viene approvato il Premoci, non sarà possibile fare che questi interventi qui all'interno saranno finanziati solo questi interventi qui, quelli del comma 2 A e B e quelli del comma 3 C e D. Quindi questi sono gli interventi finanziati. Non sto a perdervi ulteriormente, ci sono tutta una serie di informazioni importanti, però importanti fino a un certo punto, però quella che più importante, che quella che vorrei trasmettervi più importante, è che entro il 1° marzo di ogni anno la domanda deve essere presentata. Questo è il vero strumento, cioè, questa è la vera informazione importante oggi. E poi dove trovate tutto questo? Cioè dove trovate la documentazione? Trovate dentro il sito della regione, Sistema regionale della ciclabilità, trovate questa pagina, trovate un pulsante dove trovate moduli per la richiesta dei contributi e dei finanziamenti,
e dentro vi trovate tutti i moduli in doc, sì, in formato Word, e con le loro spiegazioni PDF. Ovviamente noi siamo a disposizione per qualsiasi cosa, dubbio, ansia, siamo a disposizione, potete chiamarci e cerchiamo di darvi una risposta nel più breve tempo possibile. Scusate ancora per questa... Grazie a Walter Coletto per il dettaglio della sua presentazione. Abbiamo un po' chiuso il cerchio, avete visto come si aprono diverse opportunità legate alla pianificazione e alla progettazione di queste reti e di questa nuova mobilità. Walter Coletto ha sottolineato un termine che io ho già usato all'inizio, l'attrattività, cioè se vogliamo che questi sistemi di mobilità sostenibile siano realmente alternativi all'automezzo privato, devono essere attrattivi, quindi sicuri, continui, confortevoli, brevi, eccetera, eccetera. Per chiudere il webinar di oggi, dopo questa prima parte legata agli strumenti che la Regione sta mettendo a disposizione e che abbiamo visto insomma negli interventi precedenti, chiudiamo con una buona pratica, diciamo così, un caso studio abbastanza particolare che ci viene presentato dall'architetto Claudia Marcon dello studio Stradivari Architetti Associati di Trieste, che oltretutto, come già stato detto prima, collabora anche alla redazione del Premoci. E quindi lascio la parola all'architetto che entrerà nel merito di questo caso particolare. Grazie. Grazie. Chiedo scusa, adesso cerco di condividere la presentazione. Non so se si vede, se non si dovesse vedere, allora a questo punto chiedo agli organizzatori se posso... Eccola, sì, si vede. Benissimo. Buonasera a tutti, sono Claudia Marcon, legale rappresentante di Stradivari Architetti Associati, che è uno studio che si occupa di progettazione delle infrastrutture del paesaggio e di pianificazione della mobilità sostenibile. È con piacere che ho accettato l'invito che mi è stato rivolto dagli uffici regionali per partecipare a queste 3 giornate di incontri formativi. Lo faccio, diciamo, con lo spirito collaborativo, pensando ai colleghi di tutti gli ordini professionali, e lo faccio anche con un spirito di incentivo rispetto ai temi legati alla mobilità sostenibile, soprattutto perché questo primo webinar si inserisce proprio all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile del 2021. Mi soffermo su questa slide con le immagini di chi siamo e di quello che facciamo, perché a mio modo di vedere ha una stretta relazione con le tematiche oggetto di questi incontri. Come vi dicevo, noi siamo uno studio che si occupa di progettazione dell'infrastruttura del paesaggio e pianificazione della mobilità, e siamo uno studio composto da 19 persone, all'interno delle quali lavorano professionisti specializzati in diversi campi. Abbiamo architetti, abbiamo paesaggisti, pianificatori, sociologi, geologi ed esperti anche in comunicazione. Questo perché? Perché il tema della mobilità sostenibile e della mobilità ciclistica, per poi, diciamo, fare un affondo sul tema dell'intermodalità, è sicuramente, diciamo, una tematica molto ampia che, a mio personale parere, richiede sicuramente delle competenze diverse e un team che sia interdisciplinare. Ma che cos'è l'intermodalità? L'intermodalità, detta in parole molto semplici, è evitare sostanzialmente la rottura di un movimento. Evitare la rottura di un movimento lo si può fare attraverso l'utilizzo di più mezzi. Evitare la rottura di un movimento lo si può fare quando noi siamo sicuri
che sono presenti all'interno della progettazione o all'interno degli obiettivi strategici di una pianificazione 3 punti fondamentali, che sono la rete, i punti nodali e poi diciamo un tema che è un tema apparentemente meno progettuale, ma che poi vedremo è progettuale forse anche questo, che riguarda appunto tutta la parte relativa alle sperimentazioni casa-scuola e casa-lavoro, nonché anche alla comunicazione del progetto della mobilità. Questi 3 punti verranno, diciamo, approfonditi nei 3 incontri che faremo online. Il primo è appunto quello della rete, che il mio compito è così, diciamo, per discutere e sviscerare un po' quali sono i contenuti, ho deciso di raccontarvi la nostra personale visione attraverso 2 progetti, uno che è il progetto del piano regionale della mobilità ciclistica, che anche l'architetto Borruso ha già brevemente illustrato, e un secondo lavoro che è quello relativo, diciamo, alla Master Plan Melinda, che è stato fatto per 10 comuni nell'ambito pordenonese. In questa immagine, ed è una slide che avete già visto anche nella presentazione dell'architetto Borruso, partiamo con quello che è la struttura del piano della mobilità ciclistica regionale. È una cartografia in cui possiamo vedere la nostra regione, ma vediamo anche un territorio che è un territorio che va oltre i confini regionali, e vediamo, diciamo, che è un territorio complesso in cui appunto ci sono linee, punti, e ci sono anche già qui individuate delle sperimentazioni. Il piano regionale della mobilità ciclistica intende la bicicletta infatti come un mezzo di spostamento quotidiano che può essere fatto a breve raggio, vede la bicicletta come mezzo intermodale, quindi come uno dei mezzi che ci evitano la rottura di un movimento, vede la bicicletta come un mezzo per scoprire il territorio regionale e le sue bellezze, quindi anche con finalità che sono, diciamo, di valorizzazione e promozione del territorio, e vede la bicicletta come un attivatore appunto dello sviluppo turistico della regione. Se noi parliamo di intermodalità e cerchiamo di capire come questa intermodalità può funzionare anche grazie alla messa a sistema della rete, uno dei progetti che vi mostro e che in qualche modo, diciamo, è conforme ai contenuti del piano regionale è il progetto che abbiamo redatto e che è stato approvato a fine luglio dalle 10 amministrazioni comunali di Pordenone, che è il Melinda Master Biciplan, ovvero un master plan che armonizza sostanzialmente la pianificazione della mobilità ciclistica dei 10 comuni. Chiaramente quello che vi mostro per il tempo che ho a disposizione è un estratto del nostro lavoro, è un estratto che ho fatto facendovi vedere alcune delle analisi che sono state svolte durante lo svolgimento del master plan, analisi che riguardano la rete infrastrutturale e i nodi intermodali, analisi che è stata svolta, diciamo, sul campo per vedere le opere realizzate o in fase di progettazione, ma che chiaramente è stata poi anche svolta attraverso, diciamo, una ricognizione di tutti gli strumenti urbanistici già vigenti nei 10 comuni oggetto, diciamo, del master plan. Il lavoro, diciamo, più complesso e che a mio modo di vedere è riconducibile appunto a definire una sorta di foglio su cui iniziare a scrivere l'intermodalità è questa immagine, che è il quadro di unione della rete della mobilità ciclistica che i 10 comuni del Pordenonese negli anni hanno pensato, hanno realizzato o hanno pianificato. Il lavoro è stato, questa parte del lavoro è stato un lavoro di raccolta, diciamo, corposo, perché chiaramente ci siamo trovati di fronte ad avere degli strumenti urbanistici, diciamo, di diverse scale, con diversi approfondimenti, o soprattutto ci siamo trovati di fronte ad avere alcuni comuni che per esempio avevano già redatto il proprio biciplan ed altri che dovevano ancora redarlo, ma in buona sostanza quello che siamo venuti a conoscenza dalla sovrapposizione
delle idee di questi 10 comuni è che diciamo in questi anni sono state pensate 675 a rotondo chilometri di percorsi ciclabili. Di questi 675 chilometri di percorsi ciclabili sono circa 120 i percorsi ciclabili già realizzati, 556 invece quelli previsti, ipotizzati e che raccontano, diciamo così, la visione di questo territorio. Il lavoro che abbiamo fatto e quindi è stato quello di cercare di interpretare quali erano i desiderata, quali sono state i desiderata di questi anni delle diverse amministrazioni e di sottoporla a verifica per poi procedere appunto con la proposta del master plan. Le verifiche sono state eseguite, diciamo, a diverse scale. Sono delle verifiche che riguardano diversi argomenti, anche in questo caso vi ho fatto una selezione, ho preso, diciamo, quella più centrale anche rispetto al tema che viene affrontato oggi, ed è per esempio quella relativa al pendolarismo sistematico, cioè abbiamo analizzato i dati dell'Istat, quelli per capirci dell'ultimo censimento avuto nel 2011, e da qui, diciamo, siamo andati a intercettare quali sono gli spostamenti per lavoro e per studio che vengono fatti, diciamo, con frequenza quotidiana. Ecco che questo schema diventa uno schema interessante perché in qualche modo è una prima visione di intermodalità di questo territorio, che ci interessava appunto poi andare a capire se funzionale alla pianificazione che è stata fatta appunto negli ultimi anni. Ulteriori approfondimenti e verifiche alla parte di analisi per poi arrivare agli aspetti propriamente progettuali della pianificazione, della redazione del master plan, è stata un affondo sempre sui flussi pendolaristici entro il raggio di 4 chilometri. Per quale motivo 4 chilometri? Perché quando ci si auspica di spostare un flusso di pendolarismo verso, diciamo, l'utilizzo della bicicletta, i 4 chilometri sono, diciamo, quella distanza e quindi quel tempo reputato, diciamo, consono per potenziare appunto gli spostamenti casa-scuola e gli spostamenti casa-lavoro, perché, diciamo, sono 4 chilometri nella media, sono quella distanza che è percorribile appunto nei 15 minuti, per cui da un'analisi complessiva dei flussi pendolaristici abbiamo poi fatto, diciamo, un affondo sul raggio dei 4 chilometri, cercando di interpolare i flussi pendolaristici poi con anche tutti i poli generatori di traffico presenti nel territorio oggetto di studio. Questo tipo di analisi che cosa ci ha portato a capire? E per me, diciamo, gli schemi che in questo momento state vedendo sono già le prime idee di progetto, almeno io le interpreto in questo modo. Ci ha portato a scoprire una cosa interessante, facendo poi un affondo su quelli che sono i tempi di percorrenza della bicicletta, perché notiamo che se questi sono i 10 chilometri, notiamo nella prima immagine a sinistra qual è il territorio attraversato in 5, 10 e 15 minuti con la mobilità di tipo sistematico, per cui, diciamo, capiamo quali sono le reali distanze tra un comune e all'altro se ci si muovesse in bicicletta. Nel secondo schema invece viene rappresentato il territorio attraversato nei 20, 25 e nei 30 minuti, quindi sicuramente in un tempo di percorrenza non idoneo agli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro, ma, diciamo, questo secondo schema strizza l'occhio al secondo obiettivo del piano regionale, che è appunto incentivare e promuovere anche il cicloturismo. Quindi, diciamo, vedete che questa analisi relativa, diciamo, poi a degli affondi sull'intermodalità è un'analisi che in modo coerente con le indicazioni del piano regionale approfondiscono le tematiche della mobilità sistematica e le tematiche relative alla mobilità cicloturistica.
Questo è sostanzialmente il progetto. Il progetto che noi abbiamo sviluppato è un master plan che vede una rete portante e una rete secondaria, che a sua volta è una rete che viene scissa e distinta in delle parti relative alla mobilità ricreativa e cicloturistica e, come vi dicevo prima, a una parte che invece è relativa alla mobilità sistematica. Il succo del discorso qual è? È quello che rispetto, diciamo, alle previsioni alle pianificazioni che sono state fatte negli ultimi anni, noi abbiamo tentato di lavorare in una riduzione, pensando che alle volte ridurre e diminuire, diciamo, i propositi può essere invece una strategia, diciamo, migliorativa, e passiamo dunque da una rete di 675 km a una rete di 516. Perché dico che togliere forse delle volte è meglio? Lo dico perché chiaramente il costo di realizzazione di un percorso ciclabile è un costo elevato, a seconda, adesso non mi dilungo, della tipologia di sede del percorso, ma non è solo il costo di realizzazione, diciamo, un onere importante per l'amministrazione, lo è anche il costo di manutenzione. Per cui, diciamo, lo sforzo che qui abbiamo cercato di fare è di togliere quelle reti pianificate che a nostro giudizio non erano, diciamo, importantissime o non stavano, diciamo, al centro dell'attenzione per gli spostamenti sistematici e quelli cicloturistici, quanto piuttosto abbiamo fatto un lavoro importante, direi quasi di cesello, di raccolta e raccordo, diciamo, della rete. Non so quanto si possa, diciamo, apprezzare e vedere lo schema di questa slide, però in azzurro e in blu troverete, diciamo, le linee che noi ereditiamo e confermiamo dalla pianificazione di questi ultimi anni. In giallo invece è quella rete della mobilità ciclistica che si propone il Master Plan Melinda per andare, diciamo, a ricucire i diversi comuni. Una cosa, diciamo, che abbiamo notato è infatti che tra i diversi comuni tante volte capitava che la pianificazione non dialogasse tra un comune e l'altro, e per cui ci siamo trovati di fronte ad avere, diciamo, delle pianificazioni della rete ciclabile che anche per pochi metri in alcuni casi non si toccava e quindi non si andava, diciamo, ad unire in un quadro d'insieme. Passo al secondo tema, che a mio modo di vedere è un tema, diciamo, importante per noi professionisti e che anche qui ci permette di fare degli affondi progettuali interessanti, sempre relativi al tema dell'intermodalità, perché noi dobbiamo avere la rete, che è il nostro foglio che vi dicevo prima, ben organizzata, ben strutturata e ben pianificata, ma poi è importante che ci siano anche dei punti che sono a supporto della mobilità ciclistica. In questo caso vi sto mostrando un elaborato cartografico che abbiamo redatto per il Premoci, per il piano regionale, ed è diciamo la tavola relativa all'intermodalità, all'interno della quale, diciamo, si vede qual è il sistema complesso tra reti e nodi. Il piano regionale presenta, a mio modo di vedere, diciamo, un aspetto e un approfondimento progettuale molto importante, che è relativo, così almeno noi abbiamo proposto alla Regione di chiamarlo, alle stazioni di accoglienza. Che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Nel corso della redazione del piano regionale siamo andati a fare dei sopralluoghi su tutti i CIMR di primo e di secondo livello, quindi negli aeroporti, nell'aeroporto, nelle stazioni, nelle autostazioni, negli approdi e anche in altre stazioni ferroviarie, che sono quelle che vedete qui mappate in questa cartografia, e in questi sopralluoghi siamo andati a cercare di definire il livello di intermodalità delle stazioni. Il piano regionale, quindi, oltre all'elaborato cartografico che vi ho mostrato, presenta anche un documento corposo che è costituito, diciamo, da queste schede,
che sono delle schede importanti perché ogni stazione, autostazione, approdo è stato mappato e verificato sulla base di alcuni criteri da noi ritenuti fondamentali per rilevarci il livello di accessibilità e di intermodalità della stazione. Quello che abbiamo fatto, per cui è per ogni stazione andare a verificare il livello di accessibilità, quindi verificare se le banchine per esempio erano state adeguate oppure no, se erano presenti rampe, se l'accessibilità all'edificio era congruo oppure no, chiaramente sempre con gli occhiali del ciclista, se sono presenti ascensori e quant'altro, per poi approfondire anche dei sopralluoghi relativi a quali sono i collegamenti con gli altri mezzi rispetto alla stazione e se è presente o meno la segnaletica, oltre a fare una mappatura approfondita di quali servizi al ciclista sono presenti all'interno di queste stazioni di accoglienza, così come le abbiamo definite. A che cosa è servito questo lavoro? È servito a definire dei livelli di accessibilità e di intermodalità delle stazioni d'accoglienza presenti nel nostro territorio ed è in qualche modo un lavoro che da un lato dà delle indicazioni progettuali, perché dà delle indicazioni su quali dotazioni inserire, una sorta di linee guida all'interno di queste stazioni d'accoglienza, ma lavora anche definendo delle priorità di intervento, per cui ecco che questo elaborato all'interno del piano regionale va a completare gli obiettivi strategici del piano, che non sono solo la rete, la pianificazione della rete con una definizione delle priorità su questa, ma va a definire anche delle priorità appunto sulle stazioni di accoglienza. Interventi delle stazioni di accoglienza, che sono interventi che poi noi abbiamo definito in interventi small, large ed extra large, interventi che appunto hanno l'obiettivo, a secondo il livello di accessibilità e di intermodalità, hanno l'obiettivo di andare a migliorare appunto queste architetture presenti nel territorio a servizio del ciclista. Questo è uno schema di sintesi che abbiamo elaborato per questa presentazione, che va a definire appunto quali sono i livelli di interventi nelle diverse stazioni che siamo andati a mappare. Vado a concludere mostrandovi, ma lo faccio in modo molto, molto veloce perché sarà oggetto di approfondimento del secondo incontro, un terzo lavoro che abbiamo sviluppato qualche anno fa, che è il progetto pilota per le sperimentazioni degli spostamenti casa-lavoro nei comuni di Butrio, Moimacco e Premariacco, e lo cito per quale ragione? Lo cito perché, come vi dicevo all'inizio, nelle slide sopra, a nostro giudizio parlare di intermodalità significa avere un'armonizzazione della rete, significa pensare ai punti e quindi ai servizi del ciclista, ma significa anche avviare delle sperimentazioni con i residenti della nostra regione per incentivarli all'uso della mobilità ciclistica negli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. Il progetto che qui vi mostro per sommi capi è un progetto che appunto ha coinvolto questi 3 comuni, nella fattispecie ha coinvolto le 3 amministrazioni, ma ha coinvolto soprattutto le aziende presenti nel territorio, alla quale sostanzialmente è stato chiesto e abbiamo indagato quale fosse la loro disponibilità e la loro volontà nell'incentivare i propri dipendenti ad arrivare nelle proprie aree di lavoro lasciando la macchina e utilizzando la bicicletta o facendo bicibus più treno.
Chiaramente il lavoro è un lavoro corposo che appunto, come vi dicevo, vi verrà approfondito. È un progetto sperimentale definito appunto progetto pilota, che fa un affondo progettuale, quindi siamo arrivati a parlare con tutte le aziende del territorio, ma che sostanzialmente fa un lavoro, cioè che è quello di andare a definire quali sono le fasi per avviare una sperimentazione. Fasi che devono partire sicuramente da un accordo tra la regione e l'azienda privata, una seconda fase che sicuramente deve essere rivolta a una sorta di progettazione partecipata che viene fatta con le aziende per sviluppare, diciamo, l'interesse dei propri dipendenti ad avviare questo tipo di sperimentazioni. È stato fatto uno studio e delle analisi sugli incentivi che devono essere dati e quali possono essere i supporti che vengono dati ai dipendenti che decidono di avviare questa sperimentazione, come gestire la fase della sperimentazione vera e propria e come poi dalla sperimentazione passare all'attuazione. Su questo progetto vedremo degli approfondimenti nel secondo incontro. Una cosa che è importante da dire è che questo progetto pilota fatto circa, se non ricordo male, 4 anni fa, è poi diventato, diciamo, la base entro il quale poi andare, diciamo, questo progetto pilota è stato preso dal piano regionale ed è diventato, diciamo, esso stesso una buona pratica, per cui anche il piano regionale va a dare questo tipo di indicazioni. Vado a concludere, diciamo, con una riflessione sul tema dell'intermodalità, proprio perché, come dicevo all'inizio, siamo all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile, ed è una riflessione che, come è emerso anche ieri durante un incontro in cui ero presente, diciamo, a Pordenone, è che cos'è la mobilità. La mobilità ciclistica viene definita mobilità dolce, viene definita mobilità lenta, ma forse ieri ad un convegno in cui ero presente si parlava di mobilità attiva, che forse è il termine che più mi piace, anche in relazione, diciamo, alle diverse sfaccettature che ha questa tematica. Mobilità attiva, e quindi progettare, almeno lo dico come responsabilità da professionista, progettare e pianificare una tematica così importante, in qualche modo che cosa significa? Significa progettare e definire, diciamo, dei criteri di compatibilità territoriale. Perché? Perché la mobilità attiva è uno strumento compatibile per il territorio, perché la mobilità attiva in un riscontro progettuale, in un riscontro pianificatorio, ha sicuramente, diciamo, degli esiti che si possono vedere nello spazio urbano, nello spazio pubblico, ha sicuramente dei riscontri, e lo abbiamo visto come in quest'ultimo caso da un punto di vista sociale, ha dei riscontri economici, perché stiamo parlando di incentivare il turismo nella regione, e ha dei riscontri anche ambientali, perché un intervento di mobilità attiva ben si sposa anche con le caratteristiche del nostro territorio. Io ho concluso e rimango a disposizione come i miei colleghi per eventuali domande. Grazie molte. Grazie architetto Marcon. Faccio subito una domanda che ci arriva da uno dei partecipanti. Ci chiedono se ai fini dell'intermodalità bici più bus si è considerato il servizio di TPL esistente. Cioè, immagino che si voglia un po' capire come viene trattato il tema del TPL bici più bus in un piano come il Premoci o come il piano sovracomunale. Sì, assolutamente, all'interno, diciamo, della tavola dell'intermodalità e anche poi nelle relazioni che sono presenti, l'intermodalità è stata presa a 360 gradi su tutte le tematiche, per cui si fa riferimento al
TPL si fa riferimento anche a tutto quello che riguarda anche la mobilità su mare, per cui diciamo anche a tutti i collegamenti marittimi, oltre che appunto, come vi dicevo, sui nodi. In questo senso, non noi direttamente, ma soprattutto anche gli uffici tecnici della Regione hanno avuto, diciamo, numerosi incontri di confronto proprio con il servizio TPL per raccordarsi al meglio. Grazie. Se c'è Massimiliano Angelotti ancora con noi, magari forse chiedo alla regia se ha senso che per questo dibattito finale compariamo tutti a video. Così è più facile, visto che abbiamo un paio di domande rivolte ai diversi relatori. Grazie. Massimiliano, ci chiedono se nell'ambito dei vari progetti c'è un'attività che riguarda i punti di ricarica per le bici e pedalata assistita. Bella domanda, in realtà finora non l'abbiamo previsti, ma anche perché diciamo che il tema della mobilità elettrica è un tema che è un po' trasversale nell'amministrazione regionale e in realtà il servizio che si sta occupando di questi temi è il servizio energia all'interno della direzione ambiente. Però ciò non toglie che nella prossima programmazione si debba e si possa ragionare anche in questi termini e cercare di sviluppare o mettere a disposizione in termini di maggiori servizi dedicati anche a questa tipologia di mobilità che è sempre più diffusa, dei servizi di supporto come questi di ricarica lungo le ciclovie, le principali ciclovie regionali, ma è una questione che affronteremo con la programmazione 2021-2027, dove confidiamo di avere ulteriori spazi di manovra per fornire risposte concrete anche a questi bisogni dei nostri cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma anche ovviamente dei tanti turisti che percorrono queste ciclovie. Tecnica, se qualcuno dovesse lasciare l'incontro prima della fine, ma in ogni caso ricordatevi di chiudere la sessione utilizzando il pulsante specifico perché altrimenti non viene registrata la presenza correttamente. Torniamo alle nostre domande. C'è un altro interessante intervento che mette in confronto la cosiddetta mobilità condivisa con le infrastrutture ciclabili protette, quindi in sede propria, con un riferimento chiaramente alle linee guida che ha citato prima Walter Coletto. Diciamo che le linee guida, per chi le ha viste, come ha detto Walter Coletto prima, rappresentano un documento abbastanza ricco di informazioni e soprattutto di soluzioni. È chiaro che poi il progettista di volta in volta dovrà andare a scegliere in funzione dei flussi ma anche delle condizioni specifiche normative le soluzioni più adeguate. In ogni caso il tema del tipo di sede è stato affrontato nelle norme di attuazione del piano regionale. Questo chiaramente vale quindi per le ciclovie di interesse regionale, per cui chiedo all'architetto Carolina Boruso se può fare due parole su questo tema delle tipologie di sede individuate nelle norme di attuazione. Sì, ecco, naturalmente le norme di attuazione riguardano fondamentalmente la RECIR e quindi c'è un articolo specifico, anzi ce n'è uno solo che è l'articolo 13 che riguarda le tipologie di sede che vengono trattate in relazione alla tipologia di itinerario, no? Quindi la classificazione precedente all'interno del sistema della singola ciclovia tra itinerario principale e itinerari secondari ha anche un risvolto progettuale molto concreto che è legato quindi alla tipologia di sede. Mi
Mi viene da dire però che forse una cosa molto importante da sottolineare, il piano regionale, proprio perché è un piano, fornisce criteri e indirizzi per la pianificazione di scala comunale, no? Quindi naturalmente diciamo che una stessa classificazione potrebbe essere quindi individuata dal Biciplan quando lo stesso all'interno della propria rete programma o individua, diciamo così, quelli che sono gli itinerari principali e gli itinerari secondari all'interno del proprio territorio, insomma. Ok, grazie. Il tema della mobilità condivisa, quindi degli spazi in cui garantire la sicurezza reciproca di tutti gli utenti è un tema molto attuale. Per cui nelle slide di Walter Coletto c'era qualche riferimento tra le buone pratiche anche alle zone 30, alle isole ambientali, quindi approfitto per chiedergli, no, perché da una parte gli spazi per la mobilità condivisa sono caldeggiati come delle ottime soluzioni, soprattutto in ambito urbano, per risolvere quei problemi che avrebbero altrimenti bisogno di spazi dove ricavare piste ciclabili dedicate, eccetera. Dall'altra però i casi reali che vediamo oggi sul nostro territorio regionale per la gran parte sono abbastanza critici dal punto di vista dei conflitti tra le varie tipologie di utenze, no? Quindi forse Walter prima non ha avuto il tempo di affrontare questo discorso e magari qualche minuto possiamo dedicarlo a questo tema. Microfono. Allora, il tema delle zone 30 è un tema molto grosso, è un tema secondo me anche sottovalutato dal punto di vista della progettazione e della realizzazione a livello proprio, diciamo, sia a livello comunale ma non solo. Molto spesso le zone 30 vengono, diciamo, fra virgolette, passatemi il termine, liquidate con 2 segnali e qualche riga. Invece la zona 30 è uno spazio dove potrebbero convivere tranquillamente più modalità di trasporto e di mobilità. Faccio una provocazione: la zona 30 è il luogo dove la macchina potrebbe salire sul marciapiede e il pedone camminare in centrostrada, ecco, per intendersi. Questa sarebbe l'idea, diciamo, che sottostà a questo. In altri paesi, Svizzera principalmente, ma Francia, dove le zone 30 hanno una loro dimensione reale, diciamo che quasi la segnaletica orizzontale, come noi la intendiamo, sparisce all'interno della zona 30 per dare spazio invece a situazioni tipo, non so, i parcheggi messi in situazioni contrapposte per creare situazioni di chicane o cose del genere, verde posizionato in situazioni non allineato a fianco alla strada per fare un bel vialone dove tutti corrono, ma diciamo sparso nell'area 30, creando quelle situazioni anche visive e formali che consentono proprio diciamo, l'indicazione ad una velocità più tranquilla e meno, diciamo, meno pericolosa. E quindi tutta questa serie di elementi conduce poi al progetto di zona 30 e mette in sicurezza veramente gli utenti. Bene, direi che siamo quasi alla fine. Farei proprio l'ultima domanda all'architetto Borruso, se in poche parole riesce a sintetizzare l'iter di approvazione dei Biciplan comunali. Sì, diciamo che in linea di massima, legandolo al parere regionale che viene rilasciato sul Biciplan stesso, ci aspettiamo, conformemente ovviamente ai regolamenti comunali, una adozione di giunta, un invio al nostro servizio per il parere di competenza e poi un'approvazione sempre in giunta, presumo, se non costituisce variante al piano regolatore. Dico questo doppio passaggio con nel mezzo il nostro parere di competenza, perché diciamo una condivisione dei contenuti
e quindi un'approvazione poi, quindi una coerenza anche col Premoci, darà modo di in seguito realizzare gli interventi e le azioni che sono previste all'interno del Biciplan. Dice la legge e dice il regolamento che, come ha sottolineato bene il mio collega Walter Coletto, nelle more di approvazione possiamo finanziare solo azioni di interventi prioritari. Dopo, con l'entrata in vigore del Biciplan, possiamo finanziare tutta la pianificazione prevista dal Biciplan stesso e che quindi rientra in tutte le voci di azioni e interventi previsti dalla legge. Stiamo affinando con i colleghi della pianificazione e con i colleghi delle valutazioni ambientali delle procedure, userei il termine per ora semplificate, affinché diciamo non ci siano duplicazioni o triplicazioni di pareri, ma che nel momento in cui ci inviate il parere di competenza, esempio costituisce variante al PRG, possa essere diciamo svolto un parere congiunto, lo stesso valga diciamo comunque siano individuate delle procedure per la verifica di assoggettabilità, scusate, e a valutazione ambientale strategica del piano stesso. I relatori, ringrazio Spazio Wow che ha gestito egregiamente questo incontro. Chiaramente voi partecipanti non vedete tutto il lavoro che sta dietro, ma insomma non è semplicissimo, quindi ringrazio soprattutto tutti voi per la partecipazione. Spero che possiate partecipare anche agli incontri successivi che approfondiranno, come avete sentito, alcuni degli argomenti che sono stati anticipati oggi. Vi auguro una buona serata. Vi ricordo, come ho detto un attimo fa, di chiudere la sessione cliccando sul pulsante specifico in modo da registrare la chiusura della vostra partecipazione. Grazie e buona serata di nuovo. Grazie a tutti.